Fare Decorazione è la rivista online presentata venerdì 25 maggio a Badia Polesine. Le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo magazine sono state spiegate da Enrico Maria Davoli, fondatore e redattore della rivista. Una rivista sulla decorazione serviva perché di decorazione ci si occupa oggi in modo indiscriminato e poco attendibile dal punto di vista delle fonti storiche e dell'aggiornamento. E quindi una rivista con un taglio scientifico ma anche con una facilità di approdo e di lettura e poche lungaggini tipo accademico universitario ci sembrava utile. Perché online? Perché sono i mezzi con cui la cultura si diffonde oggi. La decorazione, a causa dei suoi detrattori, viene vista erroneamente come una cosa un po' legata al passato, un po' legata ad una visione nostalgica, cosa che non è vera, e anche il fatto che di decorazione si debba parlare online deve far capire che la decorazione è a tutti gli effetti una cosa di oggi e che si misura con i mezzi con cui la cultura oggi si diffonde. Il professore di storia della decorazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna ha descritto sinteticamente la questione della modernizzazione e il recupero della decorazione. Dell'arte sono state perse molte cose, in ogni epoca molto si perde, molto si acquista e non si ha mai tutto nella sua interezza, però ci sono alcune cose che non andrebbero mai perse o comunque non andrebbero mai perse completamente di vista. L'idea dell'utilità, del decoro, del fatto che un'espressione artistica ha una dimensione sicuramente privata, personale, individuale, ma neanche una più vasta, quindi neanche una che ha una dimensione etica, che tira in ballo la responsabilità dell'artista. Ecco, tutte queste sono cose che sono andate perse nella modernizzazione che ha portato all'arte contemporanea. Su tutto questo poi si innestano una serie di equivoci, cioè a volte si è pensato che per esempio una certa carica ideologica, una certa carica di impegno civile, di impegno sociale, pensiamo a Guernica di Picasso, potesse da sola risolvere il problema della utilità in qualche modo, del valore pedagogico e educativo dell'arte. Oggi ci accorgiamo che non è così, anche le più grandi ricchezze non ci permettono di vivere di rendita per 100 anni. È passato molto tempo, ormai possiamo tirare un bilancio e queste cose le sentiamo mancare sempre più, non si può più vivere di rendita, bisogna ricostituire un patrimonio sul quale poter investire per i prossimi 50 anni. Badia Polesine, dove ha vissuto Bruno Munari, protagonista dell'arte e del design del XX secolo, è un luogo ideale dove parlare di decorazione, come spiega Marco Lazzarato, badiese di nascita, docente di tecniche del mosaico e disegno per la decorazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Badia è un luogo, come si usava a dire una volta, topico, anche se poi molti badiesi non lo sanno. Badia è il luogo dove Bruno Munari, che è stato il più grande artista europeo del secondo dopoguerra, ha passato praticamente tutta la sua infanzia ed è l'unico artista che la cita esplicitamente nei suoi scritti e nelle sue memorie. Bruno Munari è stato, secondo noi, uno dei grandi riformatori proprio della decorazione. Ha messo le mani sulla decorazione, sulla struttura della decorazione, sulle topiche della decorazione, sulla didattica della decorazione. Solo che ha fatto un piccolo allora errore, che è stato quello di chiamarla design, e quindi cambiando il nome chi è venuto dopo di lui non l'ha più riconosciuta come decorazione, ma l'ha riconosciuta come altra cosa. Attualmente chi ha seguito questa orma si è perso, per cui gli attuali designer non si reputano artisti, mentre Bruno Munari lo era, per cui da dove traggano la loro ispirazione è un mistero sia per noi che per loro. Che cosa può ripartire da Badia? Nel segno e nella memoria e nell'insegnamento di Bruno Munari si può riaprire una grande stagione di arte decorosa, utile e quotidiana. Si può aprire una grande stagione in cui l'arte e il mestiere diventa la base della cultura e che ha poi nell'opera d'arte canonica la propria punta di diamante. Bruno Munari definiva la propria arte non arte astratta ma arte concreta proprio perché era arte che entrava nel vissuto quotidiano. Su questo insegnamento noi possiamo ripartire da Badia creando un polo per le arti e i mestieri, ripartire da Badia per creare un centro di aggregazione e di irradiazione su questo tema che sarà il tema dominante dei prossimi 20 anni.